Vin dice e il vin contiada che il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia. Siamo arrivati all'ultima puntata dell'anno. Che vini portemo al cenone dell'ultimo dell'anno e al primo dell'anno? Tutti devono dire, beh, vabbè, ovviamente spumante, ma non si detto, perché questo qua ne lo dirà Angela Maculani di Cantine Maculani. Intanto saluteremo la nostra ospite. Buondì Angela! Ciao El Canaia, è sempre un grandissimo piacere ritrovare te e i tuoi ascoltatori. E ora, come se prepariamo al caude anno? E ci ritroviamo alla fine di questo 2025, quando siamo tutti impegnati a pensare, a cosa fare, a cosa proporre la sera di Capodanno, per il cenone, magari in casa con gli amici. Io di sicuro consigli su cosa cucinare non posso darne, perché è proprio una cosa che non fa parte di me, però qualche bell'abbinamento con il vino, quello sì, mi sento in grado di poterlo dare. Inizierei con un aperitivo di benvenuto, magari con un prosecco di OCG, Valdobbiadene Conegliano, magari fatto sulle rive, quelle che vengono appunto dalla zona collinare, le selezioni che i produttori fanno. Poi proseguiamo, un bel bianco di apertura, un bel soave, quindi uva garganega, che si trova appunto nel veronese, appunto nella zona di Soave. Proseguiamo, perché no, con un bel vespaiolo di Breganze, sai che un vino di Breganze non può mai mancare, che è bello, ha una bella acidità e con il pesce si abbina benissimo. Proseguiamo poi, iniziamo con i rossi, che ne dici? Proseguiamo con, io so che ho detto che avrei suggerito vitigni autoctoni, però in realtà quello che sto per nominare è presente in Veneto da quasi 180 anni, per cui un po' autoctono lo è. È una varietà molto conosciuta nel mondo che in alcune zone del Veneto, come per esempio Breganze, si coltiva molto ed è un vino DOC che è il Pinot Nero. È un rosso leggero che può iniziare appunto la scalata verso vini più importanti per quel che riguarda i rossi. Poi ci spostiamo nel veronese, che ne dici? Andrei magari con un bel ripasso, quindi zona Valpolicella, fatto con la corvina, corvinone e rondinella, e magari qualche produttore ci mette anche un po' di molinara. E poi, di nuovo, due varietà che sono internazionali, vengono definite così, però anche quelle insieme al Pinot Nero sono presenti in Veneto da 150 anni minimo. Ci sono delle testimonianze che risalgono al 1855, addirittura prima di queste varietà presenti in Veneto, e sono il Cabernet e il Merlot. Qui si può spaziare perché si può andare sia in provincia di Vicenza, quindi ne so, magari Treviso, oppure nel Padovano, sui Colli Euganei, per cui ecco, un bel Cabernet Merlot, un rosso importante. E aumentiamo ancora una volta l'importanza del rosso, il corpo, la struttura, e torniamo in Valpolicella con un Amarone. È un po' il re dei vini di quella zona, fatto nuovamente appunto con corvina, rondinella, molinara e qualcuno appunto un po' di oseletta, o comunque ogni produttore poi ha la sua ricetta, chiamiamola così, ed è un vino fatto con uve appassite, per cui è un bel rosso, corposo, con una bella carne rossa, secondo me ci sta benissimo. Il dolce lo sai, per me l'abbinamento va dolce con dolce, per cui non posso che suggerire un bel torcolato di Breganze. E per il brindisi della mezzanotte, se vogliamo restare in Veneto, un bel durello fatto appunto sui Monti Lessini, oppure qui concediamoci di andare oltre Alpe e iniziare il 2026 con un bel bicchiere di champagne. Ringraziamo Angela. Non mi resta che fare tantissimi auguri a te, El Canaia, a tutti i tuoi ascoltatori, e direi che ci vediamo nel 2026 per altri abbinamenti, per altri suggerimenti, altre storie di vino. Buon anno a tutti! E vi auguriamo buon anno!